Tosi e Ulvec sono stati due riferimenti importanti come sindaci negli anni scorsi, sindaci del fare, della concretezza, e quella è un po' l'ispirazione che abbiamo per poter realizzare tante opere a Vicenza, per dare risposte ai cittadini concrete, e lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Enrico Ulvec e Flavio Tosi. Francesco Rucco fa come i ciclisti, si mette in scia, sfrutta l'aerodinamica politica, evidenzia le analogie con i due ex sindaci, quello di Vicenza e quello di Verona, entrambi oggi targati Forza Italia, un partito profondamente rinnovato. Noi nella nostra lista abbiamo molte facce nuove, cercavamo il rinnovamento, la lista la presenteremo fra qualche giorno, quindi potrete dare conto di tante facce nuove, di tanti giovani che si affacceranno alla vita politica della nostra città. Tra i nuovi volti di Forza Italia anche Patrizio Miatello dell'associazione Zelino Terzo Daunara, che si è battuto per i risparmiatori vittime del crack delle banche popolari, portando avanti l'idea vincente di usare i fondi dormienti per risarcire gli ex soci danneggiati. Cercheremo di caratterizzare anche a livello amministrativo la nostra lista con la presenza di alcuni esponenti delle associazioni dei risparmiatori che tanto hanno lavorato in questi anni a tutela dei vicentini danneggiati dal fallimento della Banca Popolare e che potranno trovare anche nelle ulteriori attività in Consiglio Comunale ulteriori spunti di lavoro. Forza Italia sostiene la candidatura di Francesco Rucco per dare continuità al percorso politico e amministrativo degli ultimi anni. A fargli da sponsor Flavio Tosi, alla sua prima uscita da coordinatore veneto di Forza Italia. La gran parte dei fondi PNRR devono ancora essere calati sui territori e quindi serve un'amministrazione che abbia capacità di prenderli e spenderli. E quindi la continuità della buona amministrazione è una filiera, perché è innegabile che nel momento in cui Vicenza viene amministrata dal centrodestra ed è amministrata dal centrodestra, la regione lo è e lo sarà, il governo per 5, ma direi almeno 10 anni ci sarà il governo Meloni, insomma avere una città che sa sfruttare questa filiera è fondamentale. E poi ci sono alcuni temi come la sicurezza, il controllo del territorio, la pulizia e l'ordine, che sono temi forti per il centrodestra, per il centrosinistra decisamente meno.